Ti passo il microfono, Ricky. Grazie. Siccome io ho avuto un problema simile a questo quando ho scritto il mio, e cioè mi sono ritrovato davanti alla scelta se fare la pubblicazione con Amazon o se fare invece una cosa diversa, e ho scelto l'altra strada perché secondo me la qualità della stampa di Amazon non è la stessa qualità della stampa che volevo io, il formato, la stessa carta, la copertina, eccetera eccetera, erano completamente due cose diverse. E non so te se Amazon ti può aiutare oppure no. Con Amazon non ho mai provato a fare self-publishing. Ho dei colleghi che lo hanno fatto e che è strano perché ci sono più campane, perché c'è chi è rimasto soddisfatto e chi invece non lo è, perché dice, come dicevi tu, che la carta è un po' scadente, è un Anche la qualità di stampa. Anche la qualità di stampa. Allora, è una scelta, perché con Amazon hai un catino di utenza, però è vero che con Amazon sei un mago di un pagliaio, perché ci sono migliaia di pubblicazioni. Io quello che consiglio è che se trovi un editore interessato a quello che fai, forse è meglio. E poi con Amazon hai a che fare con una sorta di macchina dove tu inserisci i dati, dove È tutto pilotato. c'è una sorta di pilota automatico. Sì. E io per esempio adesso sto facendo un libro con lui, con la Inner Face Comics, che è un'altra casa editrice, e io se lo chiamo lui mi risponde. Ti ho mandato la copertina, l'ho vista, bella, no? Cioè, allora io penso che creare in questo tipo di lavoro qui, creare un contatto con le persone sia importante, insomma. Poi c'è chi non lo fa. Io non sono di questo avviso qui, però so che tanti usano Amazon, ecco. Forse però potrebbe essere importante anche coltivare gli editori, perché gli editori sono tutti truffaldini. Non è vero, ci sono anche quelli seri. Tanti ragazzi alle volte mi chiedono: ma questo lavoro qui come si fa, come si comincia a fare questo lavoro qui? Io ho detto: guarda, non devi cercare gli editori, devi cercare le persone serie. Quando trovi le persone serie devi cominciare da là a lavorare, perché le persone serie genericamente si allacciano a altre persone serie, ed è una sorta di concatenazione. Di solito i truffaldini frequentano i truffaldini. Adesso non voglio semplificare troppo il discorso, è anche un po' banale questa cosa che ho detto. Però con Massimo lo conosco da 40 anni, perché lo frequento ancora? Non abbiamo mai litigato, ci sarà un motivo. Quelli che mi ha presentato Massimo sono come lui. L'editore di Roma, Ignor Face Comics, è forse anche meglio di te come persona. Cioè, allora, segni d'autore è la stessa roba. Ho frequentato anche altri editori e sono truffaldini. Perciò l'unico consiglio che potrei darti è: se tu sei un esperto di fotografia, frequenta gli editori che fanno fotografia, ma che lo fanno in un certo qual modo, cerca di avvicinarti a quelli che ti danno, cioè il fatto già che uno ti risponda subito, magari a una mail o a un numero di telefono, ha un valore. Se tu mandi una mail e non ti risponde nessuno, vuol dire che di là non c'è nessuno. E se io inserisco i dati dentro Amazon perché c'è un sistema impostato che lui integra dei dati e te li restituisce, ma quella è una macchina.
perciò dipende sempre un po' dai punti di vista. Certo che nella ricerca delle persone in gamba o serie ti devi rompere le palle, e questo purtroppo è una prerogativa che io perché sono tornato qui al Gran Center? Perché la Silvia quando fa le cose le fa sempre con passione e perché sono tornato? Perché avrei potuto, dopo la prima esperienza che sono venuto qui l'anno scorso, avrei potuto dire no, grazie, basta, finita lì. Invece sono tornato perché le persone giuste bisogna continuare a frequentarle. Io lo vedo così. Il self-publishing, Amazon e anche tante altre piattaforme, c'è qualsiasi roba, cioè da libro di ricette fatta dalla nonna, libro di poesie della professoressa, cioè, secondo me quello lì non è editoria, perché l'editoria è quello dove c'è un editore che capisce che l'autore ha un pubblico, piccolo, grande, medio, no? E quindi ti garantisce l'esistenza in un mondo più professionale ed è per quello che ti segue e non ti stampa male, ecco, mentre Amazon appunto ha una qualità molto bassa anche nella resa finale dei libri. Io ne ho visti alcuni, sono davvero scadenti, non sono libri che potrebbero andare in libreria, ecco, per capirci. Possono accontentare, non so, la famiglia dello scrittore che lo regala alla zia, alla fidanzata, al fratello. Mentre un editore serio, che secondo me c'è Alberto, è indispensabile, perché altrimenti non ci puoi lavorare con un editore che non è serio, è la strada giusta per pubblicare qualsiasi roba, sia dal fumetto che dal romanzo, che dal saggio, eccetera, perché l'editore c'è, ti segue e soprattutto ti crea un pubblico, perché è interesse anche dell'editore che tu ce l'abbia il pubblico, se no non guadagna l'editore, quindi vedete tutte queste cose qui con il self-publishing non esistono, quindi per me non è neanche editoria, non la prendo neanche in considerazione come possibilità, anche perché vedo che poi funziona solo quando l'autore per esempio è già famoso. Per esempio ho un amico che ha fatto dei libri in passato per la Nord, per la Longanesi, che adesso ha deciso di fare self-publishing, però lui è già famoso, ha già diciamo uno zoccolo duro che lo segue, quindi non ha neanche bisogno. No, è Andrea D'Angelo, e lui è contentissimo perché dice che vende di più così, però è un po' una roba alla Vannacci, non so, al di là del libro in sé, però cioè, per me quella lì non è editoria, ecco. Perché bisogna, allora, c'è un rischio di impresa dell'editore che deve essere secondo me uguale al rischio di impresa dell'autore, e questo significa fare il lavoro dell'editoria. Vabbè, questa mi sembra una cosa abbastanza chiara. L'editore ha una sua funzione e l'autore ne ha un'altra, però se l'editore è un tuo amico e riesce a instaurare un rapporto profondo, sicuramente è un grandissimo vantaggio per te. Basta. Grazie. Basta. Il pubblico ha qualche altra curiosità da soddisfare per caso? Ti passo il microfono. Allora, ciao, sono l'ultimo, sono velocissimo. Volevo sapere, dato che anch'io sono un po' maniaco di dietro le quinte, se per disgelo, ritornando appunto a questa tua impresa, se prima per disgelo hai fatto un soggetto scritto, poi hai fatto la sceneggiatura, poi hai fatto gli storyboard, e volevo anche chiederti se i procedimenti creativi della Disney ti stanno ancora guidando in un certo senso, magari anche inconsciamente, con quello che stai facendo a livello tuo, insomma, ecco. Questa è la domanda. Grazie a te, passo il microfono ad Alberto. Bella domanda.
Allora, domanda molto tecnica e cercherò di essere abbastanza breve, insomma, perché è complicata. Allora, sì, io scrivo sempre la storia proprio con la tastiera, non faccio storyboard, però la scrivo sempre, scrivo un soggetto sempre completo all'80%, perché mi lascio sempre un 20% libero, in modo tale che se durante lo svolgimento della storia magari posso inserire un innesto o posso inserire qualcosa che lavorandoci mi viene in mente, cioè non la inscatolo la storia, la lascio sempre un po' aperta, comunque è proprio a macchina il soggetto, e poi mi scrivo anche la sceneggiatura vignetta per vignetta. E, riguardo il discorso della fonte Disney, no, Disgelo secondo me è l'antitesi della Disney, però non posso non certamente dire che se io non avessi lavorato per 20-30 anni in Disney sarei potuto arrivare a fare un lavoro del genere. Poi con questo non voglio dire che sia bello o brutto, ma non puoi pensare di andare in una palestra e alzare 150 kg su una panca se prima non vai in palestra con un istruttore dove ti spiega che devi cominciare con il bilanciere, solo col bilanciere per capire il movimento corretto come deve essere fatto, perché se devi fare i pettorali non puoi fare la schiena, devi concentrarti sul pettorale altrimenti non funziona. Scusate l'esempio stupido, ma mi sta venendo in mente questo esempio qua, però se non hai tutto l'iter prima non arrivi a fare le cose più complicate, almeno per me è successo così, perciò io sono, tra virgolette, sono riconoscente a tutti gli anni che ho passato in Disney. Se permetti ho avuto anche dei signori maestri, perché ho avuto come maestro, ho avuto Carpi e Cavazzano, che erano veramente, Giorgio è ancora, Carpi non c'è più, ma erano veramente delle gentili, educati, sempre molto disponibili, ma poi quando ti andavi a mostrare le pagine ti massacravano, ed è giusto così, perché l'unico modo per crescere è capire dove sbagli, perché se un professore che ti insegna per non offenderti, per non farti del male, ti insegna cose, cioè non te le insegna, allora è peggio ancora, meglio uno, anche perché poi capisci il vero valore della persona con il tempo, lo capisci successivamente, proprio perché riesci a capire perché lui ti dava le legnate ovviamente in senso sì,